battesimo a capire anche i vari passaggi per sentire chi siamo. Siamo figli, pensate, figli di... Avete paura della vita, voi, della morte, di tutto quello che sta succedendo? Sì, lo so, perché ho paura anch'io, ma siamo figli di Dio. Ecco la ricchezza, ecco la speranza, ecco quello che il Papa ci dice, dobbiamo essere gioiosi cristiani. Ecco, stiamo vivendo anche questa domenica, che è la quarta. Siamo al centro della Quaresima, metà Quaresima, tutto il resto si accorcerà ancora di più per l'arrivo della Pasqua. La cosiddetta Domenica del Cieco Nato, dopo l'acqua della Samaritana, il cieco nato. Un'altra dimensione che viviamo legata al battesimo. Io sono quel cieco, io con il battesimo mi sono stati aperti gli occhi, io vedo Dio, io sono con Lui. Ecco la speranza, ecco la gioia. Vogliamo iniziare questa Santa Messa allora aprendo idealmente il nostro cuore per accogliere la parola e anche per chiedere perdono dei nostri peccati. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betleemita, perché mi sono scelto dai suoi figli un re. Samuele fece quel Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore salto consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare il suo aspetto, né la sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i tuoi giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che sta ora pascolando il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello aspetto. Disse il Signore:
alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e gloria a te, Cristo Signore. Lode e gloria a te, Cristo Signore. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode e gloria a te, Cristo Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del sangue e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma ora ci vede. Non lo sappiamo ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso da una sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: ha l'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla.
Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vi siete stancati di stare in piedi? Era lungo il Vangelo. Siete stancati? Lo rileggiamo di nuovo allora, visto che non vi siete stancati. Ci ha lasciato però perplessi, vero? Non ci siamo stancati. Anzi, in un passaggio ho sentito anche dei brividi, chiaro segno che questa parola è viva ed è stata pronunciata, anche se ho prestato la parola un po' rauca oggi, il freddo fa sempre qualche scherzetto, è stata pronunciata proprio per noi. Sì, c'è questo fatto, questo cieco che è stato risanato, ma avete sentito i passaggi. Questo è quello che Giovanni l'Evangelista, come domenica scorsa con la Samaritana e domenica prossima con Lazzaro, vuole dire proprio per noi oggi. Perché? Sono Vangeli che parlano del battesimo, di quello che è avvenuto nella nostra vita, di quello di cui noi siamo partecipi. Ho trovato una bella frase che adesso ve la leggo. Nel battesimo l'uomo viene liberato dalle tenebre e illuminato. È reso capace di vivere da figlio della luce, consacrato con una unzione regale. Ed è vero, noi siamo stati liberati dalle tenebre, eravamo piccoli. E quando si partecipa a un battesimo siamo un po' tutti tesi, bambino che non sta fermo, bisogna far presto, uno piange, l'altro ha fame e noi presto perché abbiamo dopo il pranzo da fare, vero? È sempre così, candele su e giù e preti che fanno o lo immergono, per cui sfido chiunque a sentire o a seguire il rito del battesimo che è fatto su bambini. Se fosse stato fatto su un adulto, come verrà fatto la notte di Pasqua in quasi tutte le diocesi e anche la nostra, ci saranno dei catecumeni, persone che a loro viene proprio fatto, si capisce proprio con l'acqua, la luce, tutto quello che avviene e soprattutto liberati. Pensate, oggi, nel rito antico ma anche attuale, oggi ci sarà il secondo scrutinio sugli adulti, dove oltre a catechesi particolari viene fatto anche il rito dell'esorcismo. È il secondo scrutinio per liberare l'uomo progressivamente. Domenica prossima è il terzo, verrà consegnato il credo, il Padre Nostro, e si avvicina l'adulto al battesimo. L'esorcismo perché? Perché si sa che le tenebre continuano ad infestare, chiamiamolo demonio subito così ci tiriamo via il sassolino dalla scarpa, continua ad infestare. Gesù ci libera e ci illumina e noi siamo capaci di essere figli della luce. Avete sentito la seconda lettura, letta sempre bene da Franco, perché Franco è innamorato di San Paolo. Paolo ha detto tutto. Con Dio, ora Paolo dice, ora siete luce, e parla a battezzati, parla a me, parla a voi. Ora siete luce nel Signore. E lui dice, comportatevi come figli della luce. San Paolo ci riporta a quello che siamo.
liberati e illuminati. Liberati e illuminati dal battesimo vuol dire che dentro, se io mi illumino, comincio a vedere. E le cose, quando io le vedo, è vero che le lascio lì, ma mi penetrano, per cui io le conosco, per cui vedo gli ostacoli, vedo le cose belle, posso parlare, riconosco le persone. Con Dio è la stessa cosa. Riconosco, vedo, conosco e la realtà è portata dentro di me. Per cui io cambio. Paolo dice cambia. L'uomo cambia e siamo atti alla bontà, alla giustizia e alla verità. Se non conosciamo il Signore Gesù è inutile che ci nascondiamo. Non siamo capaci di essere buoni, non siamo capaci di essere giusti e neanche di essere veri. In dialetto dice siamo busiari, tanto se freghiamo qualcuno cosa mi interessa. Illuminati e cristiani, noi diventati tali figli di Dio nel battesimo, noi sappiamo che se anche siamo cattivi possiamo diventare buoni. Guardate quanti santi, ma basta guardare i nostri genitori come lo sono stati, guardate come sono giusti. Quante persone, no? Ho in mente quei magistrati che sono stati fatti saltare in aria dalla mafia perché hanno visto il male e hanno tentato di combatterlo. Non si sono piegati al male, come sta avvenendo in tante parti del mondo, ma anche semplicemente in noi. E così anche è la verità. Quello che è, che fa bene all'uomo, non lo posso rifiutare. Questa, sapete, è la realtà del battesimo, il battesimo. E allora cosa c'entra il Vangelo del cieco nato? Perché questo ometto, poverino, che aveva avuto in sorte quello di nascere cieco, di non aver mai visto nulla, nel Vangelo troviamo il percorso per arrivare alla luce. Il percorso. Ecco perché dietro a questa persona cieco nato ci sono io, che magari credo poco, o non credevo, o non ho ancora la fede, o ne ho poca. Ecco perché viene ripresa ogni anno la parola di Dio e la Quaresima per farci capire sempre di più. Nel Vangelo troviamo questo cieco nato che fa un percorso. Come chiama, guardate per esempio, come chiama Gesù? Lui non lo conosce. E questo uomo dice, ma chi è stato? Un uomo che si chiama Gesù. È venuto, io non l'avevo neanche visto, è venuto vicino e cosa ha fatto? Ha sputato per terra. Lo dicevano che ieri sera, e questo mica, per fortuna che non l'ha visto, ha detto, cominciamo bene, tu mi spui addosso anche. E poi, con quel fango fatto, perché non c'era acqua, potevi fare così. Ogni parola di Giovanni, io adesso ironizzo un pochetto perché vi tengo svegli così, ma ogni parola, ricordatevi, ogni parola del Vangelo di Giovanni ha un significato profondo, gronda miele. Quello sputo è l'animo di Gesù, è il suo spirito che impasta la terra come siamo stati pastati quando siamo stati creati, e lì riprendo l'immagine di colui che mi ha creato e andare a quella fonte che guarda caso si chiamava proprio inviato. Siloe vuol dire inviato. E chi è se non Gesù, l'inviato dal Padre per rendere libero l'uomo? Lui va, è lavato. Ecco il battesimo, lavato dopo essere stato toccato dal cuore e dalla vita di Gesù. Quell'uomo ci vede. Difatti quando lo interrogo di nuovo dice è un profeta. E poi arriverà a dire credo, Signore. Vedete come questi passaggi in questo uomo poveretto che non sapeva, non conosceva nulla. Il cieco è colui che non vede di suo, ma non vede la vera luce. Ecco qua perché è cieco, oltre che fisicamente. È il cristiano, è colui che non vede ancora, non ha ancora la fede. La fede, la luce che ha in profondità, non sa che Dio lo ama e lo salva. Ecco la grandezza dell'essere figli di Dio, ecco riscoprire il nostro battesimo. Gesù dice è per un giudizio dopo averlo risanato, dopo aver fatto tutto quel tribunale come va, e i genitori vengono interrogati e lui va i farisei, sapete, e i scribi erano quelli che indagavano, era l'inquisizione del tempo.
Gesù, che è furbo, fa questo miracolo, lo fa di sabato, e di sabato non si poteva lavorare. Dopo è passato nel precetto, vi ricordate, a domenica non si può lavorare, adesso si lavora, ma una volta guai, chi lavora è un peccatore. Ecco perché dicono, è un peccatore quello che ti ha fatto il miracolo. Come mi ha fatto il miracolo che io vedo? No, è un peccatore. Ma che peccatore? È un profeta. Cosa ne vuoi sapere tu di teologia? Ha detto, attenti, sarò anche stupido. Ero cieco, ma santo o non santo, quest'uomo mi ha aperto gli occhi, per cui datevi una regolata. Ecco perché loro grignano e lo cacciano fuori. Quando Gesù lo vede, gli fa quella, ma tu credi nel figlio dell'uomo? Signore, non so neanche chi sia. Ecco, è quello che stai vedendo. Figlio dell'uomo vuol dire figlio di Dio. Sai, gli ebrei lo conoscevano, sapevano che nell'Antico Testamento stava arrivando, avete sentito nella prima lettura, Davide, che inizierà con la sua dinastia tutta quell'attesa del Messia, stirpe di Davide, Gesù. Per cui, Signore, non so chi sia, è quello che hai davanti. Credo, Signore, e si inginocchia per adorarlo. La fede. Gesù non dice, bravo, adesso scondati perché... No, lui dice, Gesù, è per un giudizio che sono venuto. E questa predica è per me e per voi. È per un giudizio, perché coloro che non vedono, vedano. E siamo noi, quelli che sono illuminati. È la sua persona che, conosciuta e accolta, ha la capacità di cambiare la vita. Ecco qua chi era cieco perché non conosceva Dio, noi prima di essere battezzati, o forse non coltivando il battesimo lo siamo ancora un po', ma Gesù dice, ecco, chi non vedeva vede, ma chi crede di sapere, come quei farisei, abbiamo Mosè, e allora, permettetevi il termine, cretini, Mosè, dirà Gesù nel resto del Vangelo di Giovanni, parlava di me, per cui siete ciechi. Potevate vedere e non vedete, per cui voi rimanete, tra virgolette, 1 più 1 fa 2, rimanete ancora nei peccati, perché non avete gli occhi, non capite il male che avete dentro. E chi ve lo può tirare via? Chi è battezzato, chi è stato liberato dalle tenebre, chi ha fatto l'immersione e la capacità di cambiarmi la vita. Questo lo dà Gesù, e adesso finisco. Io so, con il battesimo e liberato da cieco, ritorno a vedere, io so che strada prendere, io ho la forza di seguirlo e la gioia di essere quello che sono. Quel cieco è stato cacciato e lui se ne va con dignità, anche se è stato cacciato fuori dalla sinagoga, vuol dire che è stato scomunicato, e vuol dire che ogni volta che lo vedevano i farisei lo tenevano sott'occhio, ma è quello che è caduta in sorte poi ai primi cristiani con gli ebrei a Gerusalemme dopo la morte di Gesù. Stefano, vi ricordate, viene ucciso. Paolo stesso, il fariseo, quando vede che i cristiani dicono ste cose qua per lui tutte balle, comincia anche lui a uccidere. Va a prendere a Damasco ed è lì che il Signore lo incontra. E che cosa fa? Anche là Paolo, vedendo questa luce, diventa cieco, va da Anania che lo battezza, riprende la vista e vedendo capisce chi è Gesù. Allora il battezzato, il battesimo, io sono nella luce, ricordatevi, io sono nella luce, Dio mi illumina. Ecco perché gran parte dei vostri peccati, quando venite a compresi i miei, sono qui, vedo che il Signore ha alzato la testa con parla dei peccati, e critichiamo. Perché critichiamo? Perché vediamo le cose che non vanno. Tante volte dopo ci mormoniamo dietro, ecco il peccato. Ma le cose che non sono giuste le vediamo. Perché adesso siamo ai contrari della guerra? Perché vediamo che sono cose ingiuste. Guardate che chi non è illuminato continua a farlo, compresa la mafia e altri corrotti, continuano a farlo, credendo che sia bene. Non hanno la luce. Non capiscono che l'uomo liberato ritrova la sua dignità. Allora lo Spirito, la domenica scorsa con l'acqua della Samaritana, oggi abbiamo il Figlio di Dio, Spirito Santo, il Figlio di Dio che è la luce, che è la mia dignità di figlio. Ora posso vedere Dio e posso camminare con Lui e la mia vita diventa piena, diventa bella,
diventa felice. Facciamo insieme la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Diciamo insieme: Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i pastori della Chiesa, chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i missionari martiri, che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per quanti si sentono abbandonati, stanchi e senza coraggio, e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per noi battezzati, che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati a essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Penso siano tante le richieste che portate nel cuore, per cui siete venuti anche a Castelmonte oggi. Tutte le presentiamo al Signore, compreso anche l'anelito di pace e di giustizia, di cui abbiamo detto, anche le preghiere in particolare di pace, di cui il mondo ha bisogno. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera e sii luce nel nostro cammino. La tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo.
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. E ora preghiamo perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questa a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di generazione gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra ti adorano, intonando il canto nuovo, e noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti a te, Gesù, che sei il nostro Salvatore, e formati al tuo divino insegnamento, al Padre diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dei tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto numero 47. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa. In verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro a lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino. Io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Amen. E San Giuseppe dov'è che lo mettiamo? 19 marzo? Sapete che è sempre stato discreto questo santo e anche questa volta si mette da parte. Lo festeggeremo domani perché la domenica di Quaresima ha la precedenza su tutte le domeniche di Quaresima con quelle di Avvento. Lo festeggeremo domani con la Santa Messa, orario settimanale, così anche sabato prossimo abbiamo l'Annunciazione, il 25, festa grande di Gesù, di Maria. Ma riguardo il papà, adesso diciamo un'Ave Maria perché il compito della mamma è enorme e il papà altrettanto, e soprattutto di questi tempi, con loro anche per tutti i figli e anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo tempo e collegati con noi attraverso. Vi do anche un piccolo avvisetto: domenica prossima ci sarà la raccolta, il contributo che i cristiani, così stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana e anche dalla nostra diocesi, per i terremotati di Turchia. Per cui anche dove nelle vostre parrocchie, ecco, andate con qualche sondino in più, perché i parroci di sicuro, come faremo noi, e dopo daremo, non subito è stato fatto perché è meglio prepararsi in modo che vadano a colpo sicuro, e così verrà fatto anche nel nostro santuario domenica prossima. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Custodisci, o Signore, no, l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo e concedi loro liberazione da ogni male, liberati da ogni male di giungere ai beni eterni per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia di questo incontro diventi la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto 148, Vergine Santa. Vergine Santa, Dio t'ha scelta con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amor, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria.